Eccolo il primo lancio della Vespa Samurai, il Trissolcus japonicus, piccolo imenottero 2 mm circa, in grado di combattere il nemico numero uno dei frutteti, la terribile cimice asiatica. In un'azienda produttrice di kiwi di Cittadella, liberate le prime 100 femmine, i primi 10 maschi. Lanci anche a Barbona nella Vassa Padovana e a Grezzana nel Veronese, una lotta che dura da 4 anni nel Veneto. Ci sono voluti 3 decreti dei vari ministeri più il decreto del Presidente della Repubblica e alla fine, grazie comunque anche al nostro finanziamento di 4,5 milioni di euro, assieme all'Università di Padova, abbiamo allevato più di 350.000 di questi insetti che oggi lanceremo su 106 siti della nostra regione. Al lavoro in sinergia Regione tutte le associazioni di categoria Coldiretti, Confagricoltura, CIA e il Dipartimento DAFNAE dell'Università di Padova. L'allevamento è in laboratorio, in condizioni controllate, dove noi forniamo, si può vedere qui, un'ovatura di cimice, alleviamo le cimici, da questi otteniamo le uova. Le uova vengono offerte agli adulti, alle femmine di Vespa Samurai, che depongono le loro uova all'interno di queste. La funzione del parassitoide è quella di mangiare dall'interno le uova, utilizzare il contenuto delle uova per raggiungere e completare lo sviluppo, e quindi dall'uovo della cimice non esce più una cimice ma esce una Vespa Samurai, e la Vespa Samurai non è dannosa in agricoltura a differenza della cimice. Non pericolosa in agricoltura, non pericolosa per l'uomo. In ogni sito ci saranno 2 lanci. I danni in questi anni ingentissimi, non solo ai frutteti. L'anno scorso addirittura non ci eravamo accorti, si sono preparati durante la fioritura e quando siamo intervenuti era già troppo tardi e quindi abbiamo avuto una perdita di circa il 60%. Colpisce i cereali, colpisce la soia, colpisce molte colture, noce stesso, nocciolo, e questo determina gravissimi danni. Finalmente si è passati dalle parole ai fatti. Un progetto che durerà 3 anni fino al 2023, anno in cui l'agricoltura veneta spera di aver arginato il grave problema.